Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Alle prime ore dell'alba di oggi nelle città di Palermo, Riesi e Rimini, i militari hanno dato esecuzione a 7 provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni. L'attività odierna ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all'appartenenza a Cosa Nostra dei membri della famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Lentini hanno svolto una serie di accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Siracusa sugli affidamenti concessi dal Comune di Lentini nel 2019. I finanzieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria la posizione del dirigente del Comune lentinese per la violazione prevista all'articolo 74 del Codice Antimafia. Personale della divisione Pasi della Questura di Catania, la notte tra il 21 e il 22 gennaio scorsi ha chiuso una discoteca abusiva nel centro cittadino. All'interno dei locali costituenti un circolo privato era stata allestita una pista da ballo di circa 300 metri quadrati, dove sono stati trovati intenti a ballare circa 250 persone. Una situazione di costante pericolo a Catania per i residenti di via Nuova Lucello, in quanto gli automobilisti usano percorrere questo tratto di strada in entrambi i sensi di marcia a velocità sostenuta. In particolare i residenti dal civico numero 2 al numero 120 evidenziano il rischio quotidiano di essere investiti in un tratto peraltro privo di marciapiedi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14.